Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo in apertura di trasmissione. 7 giorni fa avevamo concluso la nostra puntata di Panorama Sardo insieme al presidente di Confcommercio Sud Sardegna Bertolotti. Abbiamo fatto un'analisi della situazione e ci siamo ripromessi di ripartire con la nuova puntata, chiudendo il discorso con il presidente di Confesercenti Roberto Bolognese, con il quale dobbiamo fare un bilancio di quella che è stata la stagione 2023 sotto il profilo turistico e anche sotto il profilo che vi riguarda più da vicino, che è quello del commercio. Come è andata questa stagione? Ma sicuramente luci ed ombre. C'è stato un rimbalzo dopo il periodo disgraziato del Covid, sicuramente un po' di respiro, ma è stato quasi un rimbalzo fisiologico. Dovendo parlare, tracciando un qualcosa di allargato al periodo, al quinquennio se non al decennio, dobbiamo purtroppo constatare che c'è una contrazione degli esercizi commerciali dovuti non per l'incapacità professionale dei commercianti, ma per una crisi che ormai è diventata sistemica. Una crisi innanzitutto del potere d'acquisto dei clienti ed è un qualcosa riconducibile a un sistema macro, l'inflazione che a doppia cifra erode notevolmente almeno uno stipendio all'anno, perché quando l'inflazione è oltre il 10% il calcolo è presto fatto, ma c'è una concorrenza di competitor che si sono affacciati prepotentemente nel sistema commerciale che hanno eroso gran parte della nostra fetta di clienti. Parlo del commercio online che spesso e volentieri fa anche una concorrenza sleale. Pensiamo alla legge sui saldi che dice che 40 giorni prima del periodo dei saldi non si può fare nessuna promozione. Il commercio online fa promozioni tutto l'anno, non solo, ha una tassazione di tutto vantaggio, non ha le spese che ha un negozio di vicinato, quindi c'è da rivedere quello che è il principio cardine del commercio, che parla di equilibrio, che parla di concorrenza leale e che in un modo o l'altro deve tenere in considerazione anche delle unità locali che hanno anche una funzione sociale. Quindi quando ci lamentiamo perché vediamo i nostri piccoli centri o le nostre città con il centro desertificato, un problema ce lo abbiamo ed è un problema da risolvere tutti quanti insieme, quindi è un qualcosa che rilanciamo ai nostri amministratori. Fermo restando che gli altri competitor come i grandi centri commerciali hanno una presenza sempre più massiccia nella concorrenza, nel panorama concorrenziale del commercio, quindi abbiamo sicuramente dei grossi problemi. C'è da fare una constatazione, mi dilungo. È stata approvata recentemente una legge dalla Regione Sardegna, dall'assessorato al commercio, e quindi dobbiamo dar atto all'assessore Chessa di questo. Ci sono dei contributi con il 40% a fondo perduto e un abbattimento del tasso di interessi sui nuovi investimenti degli esercizi commerciali. Quindi questo è
assolutamente un qualcosa che dà un minimo di respiro, aiuta. Ecco, mi diceva la scorsa settimana Bertolotti che insieme a Confesercenti siete arrivati a definire con l'assessore Chessa questo intervento di 30 milioni che è un ristoro importante per tutto il vostro settore. Sì, è la famigerata legge 3 e proprio oggi abbiamo una conferma, seppur ufficiosa, che anche per il 2024 ci saranno 20 milioni che si sommano ai residui 15 milioni, quindi stiamo parlando di 35 milioni. Quindi l'appello che facciamo a chi ci ascolta, agli amici commercianti che ci stanno ascoltando, ristoratori, agenti di commercio, tutti quelli che hanno a che fare con il settore commercio, è di rivolgersi alle associazioni di categoria, in questo momento soprattutto Confesercenti e Confcommercio, che sono state le promotrici ben ascoltate, ripeto, dall'assessore Chessa su questa importantissima innovazione. Nel corso della trasmissione parleremo anche di questo vertice che c'è stato a Cagliari tra i rappresentanti regionali, provincia per provincia, dei centri commerciali naturali, che pure loro stanno svolgendo un compito importante cercando di sostenere la vita all'interno dei centri dell'isola. Ma vorrei parlare, Presidente Bolognese, vorrei parlare del ruolo che stanno avendo in questo momento quelli che svolgono nel commercio il ruolo più storico e tradizionale, l'ambulantato, un argine all'inflazione. Un argine all'inflazione perché sicuramente l'ambulantato è la filiera cosiddetta la filiera corta. Pensiamo a quanti produttori, sto parlando in questo momento del settore dell'agroalimentare, poi arrivo al resto, quanti produttori diretti hanno il loro punto vendita nei vari mercatini. I mercatini che sono veramente come ha detto giustamente lei, un vero baluardo per quel che riguarda il discorso prezzi, perché è chiaro che il prezzo dei mercatini è assolutamente concorrenziale. C'è anche una funzione sociale, nei vari paesi esiste un centro di aggregazione settimanale che è un punto d'incontro anche nei posti più disparati e lo fanno veramente gli ambulanti. C'è anche da dire che è anche un qualcosa di inclusivo, perché spesso e volentieri molti stranieri extracomunitari trovano uno sbocco lavorativo regolare proprio nell'ambulantato, quindi hanno anche l'onere di dover supportare, parlo del settore ambulante, l'onere di dover supportare anche la concorrenza, tra virgolette, di soggetti che non fanno parte della nostra comunità. Sono ben accetti, per carità, quindi mettiamo insieme queste cose e ribadiamo che anche l'ambulantato ha bisogno di un aiuto specifico. Nei comuni purtroppo constatiamo che a oggi non ci sono i piani commerciali per le aree pubbliche. Il pagamento della tassa locale è sproporzionato a quello che sono gli incassi o quale possa essere l'utile che l'ambulante porta via giornalmente. Mancano i servizi più essenziali, servizi igienici, spesso e volentieri i posti dove si fanno i mercatini sono delle comunissime strade, non ci sono dei centri attrezzati. Questo è un qualcosa che va assolutamente sottolineato, mancano i parcheggi per i clienti. Quello che si chiede è sederci attorno a tavola e discutere per i nuovi mercatini. I mercatini non possono rimanere fermi a come erano 100 anni fa, hanno assolutamente bisogno di un'attenzione con aree dedicate, con contributi dedicati e con dei pagamenti, soprattutto per quel che riguarda il suolo pubblico e il conferimento dei rifiuti, che debba essere adeguato a quelli che sono i loro incassi. Siamo alle conclusioni, un'ultima curiosità, siamo alla metà di novembre. È il momento in cui si parla di saldi. Voi avete fatto un intervento affinché questi saldi 2023 siano ritardati. Allora, partiamo dall'inizio. Noi abbiamo fatto diverse volte dei sondaggi nella categoria dove chiedevamo proprio agli operatori economici qual era la loro idea sui saldi e da sempre la stragrande maggioranza si è dimostrata a favore di un posticipo dei saldi. È un non senso iniziare i saldi quando inizia la stagione meteorologica, mi riferisco all'estate, luglio i saldi, i primi di luglio i saldi, inizia il caldo
d'inverno inizia il freddo a gennaio, i saldi i primi di gennaio. È un non senso. Quello che diciamo è uno slogan, ma è un sunto logico. Non si può svendere prima di vendere, non ha assolutamente senso. Lo vediamo anche adesso, il clima è cambiato, fino all'altro ieri eravamo tutti con la maglietta a mezza manica, ma tuttora io sono con una giacca estiva, c'è ancora caldo, i capispalla, i giubbotti, gli stivali, le sciarpe sono ancora lì, fermi, nessuno neanche le prende in considerazione. Ecco perché abbiamo chiesto un posticipo dei saldi a febbraio, ai primi di febbraio, in modo da dare la possibilità, soprattutto nel periodo sano, vedi le feste natalizie, di poter vendere a prezzi normali. Ne va della sostenibilità economica delle aziende commerciali. Grazie davvero Roberto Bolognese per questo intervento. La linea va adesso a Umberto Palumbo. Bentrovati e bentornati alla nostra rubrica Farmacia 2.0, una nuova rubrica che è dedicata alla scoperta del microcosmo della farmacia. Vi parleremo anche oggi di quelli che sono i servizi disponibili nelle farmacie di telemedicina, ma soprattutto la vicinanza, come sempre, alle esigenze delle persone. La dottoressa Ru di nuovo in nostra compagnia. Oggi le chiedo la prevenzione sulle patologie, soprattutto quelle autunnali e invernali. Buonasera a tutti, ben trovato Umberto, ben trovati telespettatori. Quindi ormai è diventata una consuetudine questo appuntamento con voi nella rubrica di Farmacia 2.0. Le patologie invernali sono alle porte e dopo una estenuante estate calda l'organismo ha bisogno di riprendersi un po', di aiutarsi per stimolare il sistema immunitario e non incorrere in quelle patologie intanto parainfluenzali e poi influenzali. Dottoressa, quali sono gli alleati per questa stagione? Gli alleati per questa stagione sono le vitamine, la vitamina C, che è un antiossidante che aiuta l'organismo ad essere più forte, la vitamina D, che è un grandissimo stimolatore del sistema immunitario, gli omega 3, lo zinco, che aiuta proprio per le patologie invernali. Quindi andate nella vostra farmacia di fiducia e raccontate al farmacista di che cosa avete bisogno e senz'altro troverà un rimedio adatto a voi. Questi consigli li possiamo trovare anche sulle vostre pagine ufficiali social e istituzionali, anche sotto una forma di vignetta. Perché questa scelta? Sì, perché abbiamo voluto da quest'anno iniziare a comunicare con la popolazione. Molte volte non si ha molto tempo, qualche volta, di comunicare in maniera corretta. I social ormai sono diventati un modo molto comune e anche molto efficace di comunicare, con i limiti dovuti naturalmente all'uso di questi social, però diciamo che in questo caso, dando dei consigli sulla nutrizione, sulle patologie, su come evitare determinate patologie, può essere interessante. Abbiamo la pagina Instagram e la pagina Facebook dove in maniera molto semplice, diretta, colorata raccontiamo quello che cosa facciamo in farmacia. Dottoressa, durante questi anni quali sono stati i fattori, soprattutto nella stagione autunno-inverno, perché poi si tratta di un ciclo, giusto? Quindi la preparazione all'estate ma anche la preparazione all'inverno. Quali sono state le richieste o comunque l'avvicinamento del paziente? Ma soprattutto aiutarli a proteggere, a stimolare e a rinforzare il sistema immunitario. Questa è la prima. Molte volte si arriva un po' dopo perché magari si ammalano con i primi freddi, soprattutto da noi che passiamo praticamente dal costume da bagno al cappotto, perché in Sardegna, come sappiamo, ormai non esistono più le stagioni intermedie, quindi si ha un forte calo della temperatura con i primi malanni, che sono comunque sindromi parainfluenzali, io ripeto. Per quanto riguarda l'influenza invece l'invito è quello a vaccinarsi, naturalmente, perché è l'unico modo per proteggere l'organismo. Per tutte le altre cose invece si può semplicemente, come ho detto prima, prendere degli integratori e aiutarsi così. C'è stata mai una richiesta bizzarra da parte di qualche paziente che l'ha colpita in questi anni?
No, direi di no, perché comunque quando vengono in farmacia, quando si tratta di salute, si affidano molto alla nostra esperienza e si fidano molto di noi, per cui credo che no, direi che richieste bizzarre non ne abbiamo avuto. Allora non ci resta che affrontare questa stagione autunno-inverno prevenendo. Senz'altro, assolutamente sì, vi aspettiamo in farmacia per darvi consigli per passare bene questo prossimo inverno. Allora, ringrazio la dottoressa Orru e ci rivediamo la settimana prossima con nuovi argomenti. Grazie a tutti e a presto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera, siamo all'Arnas Abruzzo, la più importante struttura ospedaliera della Sardegna che si arricchisce di un nuovo petalo, ovvero il pronto soccorso pediatrico. Un pronto soccorso che con i suoi 20.000 circa accessi l'anno, come sentiremo dagli specialisti, è quello che però ha pensato di arricchire con le immagini, con l'arte grafica, quello che è un percorso di situazioni fragili, di genitori spaventati, di bambini che hanno dei problemi che vanno affrontati in fretta, se possibile con un sorriso. Sono con il direttore sanitario dell'Arnas Abruzzo, il dottor Raimondo Pinna. Dottor Pinna, che obiettivo avete? Ma innanzitutto la cura, l'assistenza e soprattutto la qualità. Noi abbiamo sempre puntato sulla qualità. Purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo dovuto fare grandi numeri, ma non abbiamo mai perso di vista la qualità. Il secondo impatto, soprattutto per il bambino, è quello che deve essere più accogliente possibile, quindi il bambino deve trovarsi in un ambiente che sia confortevole e meno aggressivo possibile. Per questo noi ci siamo sempre mossi, abbiamo degli operatori con una sensibilità
spiccata, con delle doti particolari, quindi noi potenziamo sempre tutto quello che è il collegamento tra l'operatore e l'utente, quindi in questo caso i piccoli pazienti. Facciamo di tutto, anche l'accoglimento intorno, che è fatto di figure colorate, impatta meno emotivamente verso il bambino, nonostante ci sia il suo dolore, che noi cerchiamo ovviamente di farci carico e risolvere questo problema, nonché l'ansia del genitore, chiaramente. Ecco, la pet therapy o comunque la graphic therapy, cioè l'essere vicini, significa un po' anche coccolare, ormai la letteratura lo dice, la medicina che ti viene dentro in maniera anche affettuosa, non so se il termine sia corretto, è funzionale allo scopo di un'azienda come la vostra? Sì, io mi ricordo già da tempi passati avevamo una scatola di giochi che il bambino prima di essere trattato sceglieva, quindi si sceglieva il suo gioco preferito, quello che gli piaceva di più, la macchinetta, la casetta, ed era un inizio di questa terapia. Poi abbiamo ulteriormente evoluto questo aspetto, arricchendo le pareti di immagini, mettendo un televisore che manda dei cartoni animati e soprattutto, se le guarda anche il personale, spesso non hanno un camice bianco ma hanno un camice colorato con un albero di Natale con tanti giocattoli appesi. Questo secondo me impatta emotivamente verso il bambino che si distrae e quindi in un secondo momento diciamo che accoglie e sopporta meglio quello che è l'impatto con un estraneo. La più grande struttura sarda, la prima ad avere una modalità di questo tipo? Ma io parlo di noi, credo che questo modo di fare sia stato da noi diciamo, recepito anche guardando e mandando i nostri specialisti fuori, perché spesso ci confrontiamo con quello che è il mondo esterno della Sardegna e tutte le persone che vanno fuori poi, almeno questo è l'atteggiamento aziendale, portano le ricchezze verso la Sardegna e noi le mettiamo in opera, che spesso non è facile perché il carico è tanto. Medicina di qualità, assistenza e cure per i più piccoli, ma anche terapie differenti. Siamo con la dottoressa Gabriella Cherchi. Dottoressa, qual è la novità per i piccoli e per le loro famiglie? Ma sostanzialmente il pronto soccorso pediatrico vuole ampliare quelle che sono le offerte per i bambini che venendo da noi devono trovare un ambiente accogliente e un ambiente colorato che possa in qualche maniera limitare le ansie, le paure, perché è provato che esistono appunto tutta una serie di distrazioni che sono create dalle arti visive e che consentono di dare dei sentimenti positivi e quindi di neutralizzare quelli negativi. Questo è uno dei primi esempi in ambito regionale. Vi siete ispirati a qualcosa, Verezio Paperone, l'Uomo Ragno, Mowgli? Qual è la vostra, base per aver portato avanti questo progetto? Ma in realtà l'arte terapia è un campo che nell'ambito pediatrico esiste ormai da diversi anni e in moltissimi altri ospedali pediatrici dove io abitualmente mi reco ho potuto già ammirare, vedere l'opera di tanti artisti e per noi era importante dare anche ai bimbi sardi le stesse possibilità che hanno in altre regioni e quindi anche poter avere un abbellimento di quello che era il reparto. Quali sono i numeri del suo pronto soccorso in un mese e medio? Noi vediamo 20.000 accessi all'anno, quindi certamente la nostra è un ambulatorio pronto soccorso in cui i numeri si modificano molto, come può vedere, in base all'orario, perché adesso c'è la scuola, e in base alle stagioni. Comunque di media sono 1.800 al mese, 1.500, dipende, anche 2.000 e rotti, dipende dalla stagione e dalle epidemie che sono in atto. Giuseppe De Sì, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ANAS Abruzzo. Il pronto soccorso pediatrico che si abbellisce, che ha colori, che ha sentimenti e vuole trasmettere, fiducia, un pochino di coccole ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Qual è il bersaglio? Il pronto soccorso sta crescendo in termini di numeri. Siamo ormai quasi ai 20.000 accessi l'anno. E dobbiamo contemperare, oltre a quelle che sono le attività di tipo tecnico, anche quelle che sono i contorni. Anche grazie all'associazione Amelia abbiamo inteso abbellire questi ambienti per renderli molto più a misura di bambino. Stiamo lavorando in quest'ottica non soltanto dal punto di vista dell'estetica ma anche dal punto di vista della sostanza, perché una delle cose fondamentali che stiamo cercando di fare in questo momento è anche la gestione del dolore del bambino e quindi a brevissimo dovremo partire anche con quella che è l'attività di analgesia col protossido d'azoto con una sedazione
vigile. Questo è un obiettivo importante che noi stiamo portando avanti per la gestione dei piccoli, considerato che ormai afferisce tutto su questo ospedale. Agnese Fodis, i colori, le emozioni, insomma un po' di amore, un po' di solidarietà in questa nuova sfida col pronto soccorso pediatrico. Cosa c'è dietro? Dietro c'è tanto amore per i piccoli pazienti che da noi arrivano in numero considerevole, perché abbiamo delle specificità, abbiamo delle discipline che chiaramente abbracciano tutta una serie di patologie. E poi anche il fatto che comunque ci sono, anche l'accoglienza è così ben organizzata, e quindi anche i disegni, l'arte terapia che noi abbiamo voluto sposare in questa situazione, che è quella appunto di accogliere il paziente in modo tale che il bambino sia meno spaventato, perché è chiaro che i bambini, anche i genitori, quando arrivano in un ambulatorio, soprattutto in un pronto soccorso pediatrico, è chiaro che hanno dei timori perché hanno a che fare appunto con le fragilità dei loro cari. Quindi il fatto di vedere le mura tappezzate, di questo ringrazio l'associazione Amelia Sorrentino, che è stata di basilare importanza, ha fatto del suo dolore un messaggio per coloro che comunque al dolore si avvicinano, quindi donando attraverso chiaramente coloro che hanno voluto aderire a questa iniziativa, hanno raccolto dei fondi, quindi ci ha consentito, grazie anche a 2 artisti, ci ha consentito di colorare queste pareti in modo tale che i nostri bambini, una volta da noi, si sentano meno spaventati e quindi affrontino tutto ciò che comunque il reparto possa loro dare, quindi visite e terapie. E quindi diciamo che i nostri bambini, quando arrivano da noi, hanno un'accoglienza che è speciale, dovuta anche sì ai nostri medici, che sono speciali nella loro sensibilità e nella loro professionalità, però anche le mura, anche la location, insomma, fa la sua buona parte. Primi passi dalla ideazione allo studio e alla strutturazione di un'offerta turistica basata su radici e cultura. In campo una rete che rappresenta più di 700 imprese, una grande opportunità perché il progetto della rete dei centri commerciali naturali dell'isola nasce dalla volontà di esaltare i valori di ogni singolo territorio per una ricaduta sociale, etica e sostenibile. Il via libera con il vertice nell'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per il battesimo dell'Unione dei centri commerciali naturali della Sardegna, con una proposta per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, l'originalità e il comfort delle strutture ricettive per un mix di artigianato, natura, storia, cucina, radici. Obiettivo: creare un prodotto turistico originale con un marchio di alta qualità. Buonasera, ben trovati, siamo a Cagliari nel centro storico, la chiesa di Sant'Eulalia, che ci fa da cornice con l'incontro del presidente del CCN Cagliari con tutti i suoi colleghi regionali, perché è stato istituito il nuovo CCN regionale. Sì, oggi è stato ufficializzato all'assessorato al turismo insieme con l'assessore Gianni Chessa. Abbiamo presentato il consorzio regionale dei centri commerciali naturali, hanno accolto molto bene questa nuova entità, perché è una entità che si mette a disposizione di tutti gli altri CCN. Sarà una rete dei CCN dove andremo a costruire dei valori di promozione sia per le imprese che per i territori. Questo significa che già i CCN fanno un lavoro di turismo esperienziale, di valorizzazione, ci sarà un coordinamento maggiore? Sì, tutti i CCN nei singoli territori sono dei facilitatori proprio di impresa e territorio, creando delle
azioni attrattive. Il Consorzio regionale si occuperà di una strategia integrata regionale con un brand Sardegna CCN. Questo vi permetterà non solo di raggiungere quelle utenze che sono più impegnative, ma sicuramente di essere tutti coesi per l'obiettivo della valorizzazione dei propri territori. Assolutamente sì, in Sardegna ma come in tantissime altre regioni d'Italia manca proprio la filiera turistica, c'è una rete di territori che crea un unico valore di promozione. Questo è quello che farà il Consorzio regionale, un unico valore, tutti insieme per promuovere l'isola all'interno della rete. Un altro territorio che farà parte del CCN regionali è Gonnesa, una storia di questo territorio che si incastra bene con quella che è la mission del CCN. Sì, Gonnesa nasce con una tradizione fortemente mineraria e poi industriale e conseguentemente alla crisi che stiamo vivendo ormai da decenni si cerca appunto di sfruttare questa opportunità. Il CCN regionale è un'opportunità in termini di esposizione e visibilità dal punto di vista turistico e di opportunità per quanto riguarda l'associazionismo. È una cosa assolutamente importante, quindi l'idea è quella di partire da eventi che tutti i CCN organizzano e noi non facciamo eccezione a livello locale e fare il salto di qualità grazie appunto a questa esposizione maggiore dal punto di vista turistico. Stiamo sempre nel sud della Sardegna, ci avviciniamo al mare però, Calasetta che si presenta già di suo come una delle più belle cartoline dell'isola. L'importanza della creazione di questo CCN regionale? L'importanza è proprio la voglia di condividere tutta una serie di progetti che dovranno nascere perché poi nei territori, soprattutto nei territori come il nostro, che sarà pur bello e grazie per averlo detto, avrà pur un bel mare ma ha bisogno di una struttura che comunque coordini anche a livello regionale, non solo locale come CCN e Calasetta, ma ha bisogno di una struttura regionale che pensi a dei progetti di largo respiro e di ritorno naturalmente in termini turistici e commerciali. Questo è il motivo che fondamentalmente ci ha spinto a farne parte, perché far parte di una famiglia così allargata su tutto il territorio regionale è la cosa più bella e più importante che potessimo fare. E anche Oristano si incastra in questo nuovo progetto dei CCN regionali. Oristano ha già una sua storicità da un punto di vista sia turistico che storico. Sì, Oristano ha sposato in pieno questa situazione perché noi pensiamo, il nostro CCN pensa che da soli non si può costruire niente di importante. Se noi invece facciamo parte di una cosa così importante a livello regionale è la cosa più importante perché da soli non si va da nessuna parte, invece l'unione fa la forza e su questo non c'è dubbio. Dopodiché dobbiamo considerare che fanno parte dei CCN e i commercianti che fanno parte, le imprese che fanno parte sono almeno 700 e allora siamo una forza. E allora questa forza la dobbiamo far vedere, dobbiamo riuscire a farci sentire nella maniera giusta. Questo è. E io sono contenta di aver sposato questa situazione, sono contenta. Sì. E anche Alghero entra a far parte di CCN che realizzeranno quello regionale, quindi una scelta importante ma di collaborazione. Assolutamente sì, siamo felicissimi di farne parte, siamo tra i soci fondatori e spero di poter portare idee e contributo soprattutto per il commercio. Alghero è già storicamente la riviera del corallo, è una delle mete più ambite dell'isola, ma i CCN faranno un lavoro anche per la famosa stagione spalla. Assolutamente, è importantissimo pensare di avere una città vivace, una regione vivace tutto l'anno. Da Cagliari ci spostiamo a Villasor, Franco Onnis sarà il vicepresidente del CCN regionale. Salve a tutti, sì, sarò il vicepresidente di questa nuova avventura.
a cui abbiamo creduto e che è partita molto da lontano. Tra me e Gianluca siamo anni che lavoriamo a questa opportunità e oggi è arrivato finalmente il momento in cui 9 CCN, anzi sarebbero anche 10, ma abbiamo avuto l'inizio dei fondatori, abbiamo avuto questa nuova, ci siamo messo nero su bianco e presentati in regione all'assessore Chessa con questa nuova veste di CCN Sardegna, che è il consorzio regionale dei CCN Sardegna, e speriamo di portare a casa tutti gli altri CCN. Villasor offre già un pacchetto turistico esperienziale in collaborazione con Cagliari, come ci ha confermato lei, da tanti anni, ma questa realizzazione, questo statuto del CCN regionale vi permetterà di creare nuove connessioni? Allora, noi già collaboriamo con Cagliari, ma anche moltissimo con Calasetta, con Cagliari soprattutto perché con Gianluca, ripeto, è ormai anni che facciamo queste avventure. Stiamo per la prima volta a Villasor, portiamo dei pacchetti turistici, portiamo del turismo esperienziale, tra l'altro con molto orgoglio perché vediamo che sta funzionando. Abbiamo visto che ci sono tanti gruppi che stiamo portando dalla Polonia e che vogliono proprio vivere qualcosa di diverso, che non sia il mare, che non sia per forza la montagna, ma che sia per esempio un pranzo conviviale come quello che si faceva tra i contadini, oppure gli facciamo assaggiare tutti i nostri piatti particolari o li facciamo ballare col gruppo folk. Ecco, questa è una cosa che a loro piace tantissimo e suscita in loro dei ricordi, che non è soltanto la spiaggia, il bel mare, che per cui Villasor non vedrebbe mai nessun turista, ma abbiamo anche dei bei monumenti che iniziano a attraversare l'oceano e andare da altre parti. Speriamo di portare gente da tutte le parti del mondo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera. Siamo in un luogo che per Quartuccio può rappresentare un punto di riferimento, è un centro d'ascolto, sta sorgendo per mano di un consigliere regionale giovane, motivato, ricco di energie, molto legato alle tradizioni, al suo paese, alle esigenze dei cittadini, Andrea Piras. Andrea, un passo importante di vicinanza a quelle che sono le richieste che vengono dal paese e dalle comunità limitrofe. Cosa vi ha spinto a realizzare, cosa ti ha sollecitato a metterti a disposizione della cittadinanza? Beh, il centro d'ascolto che è nato a Quartuccio rispecchia tantissimo quello che è il modo di vedere la politica, stare in mezzo alla gente, ascoltare le istanze dei cittadini, ascoltare le loro problematiche, perché se non sentiamo i problemi della gente non possiamo pensare neanche di poterli risolvere nei palazzi, quindi dobbiamo stare in mezzo alle persone, ascoltare, metterci a disposizione delle persone
e infatti questo centro d'ascolto nasce proprio per questo motivo. Proprio grazie all'ascolto dei cittadini anche in paese siamo riusciti a portare all'interno della scorsa finanziaria un provvedimento per ridare dignità a centri periferici come Sant'Isidoro. Grazie a un finanziamento di 130.000 euro siamo riusciti a migliorare la viabilità e rifare le strade. Le periferie urbane, Cagliari ormai, l'area metropolitana di Cagliari arriva a mettere assieme realtà paesane che avevano una loro storia, si rischia di perderle. Qual è la valutazione? Voi in Consiglio regionale siete molto attenti, ad esempio le leggi che hanno portato al recupero dei centri storici, certi paesi del centro Sardegna hanno addirittura regalato le case a €1 in maniera simbolica pur di riportare dentro. Qual è la vostra visione per salvaguardare le identità? Noi abbiamo portato delle misure importanti, antispopolamento, bonus bebè di 600 euro per ogni figlio che nasce in un comune sotto i 3.000 abitanti sino al quinto anno d'età. La vostra attenzione verso le periferie, verso i centri che hanno sempre grandi tradizioni, in che cos'altro si può concretizzare? Cosa potreste fare? Ad esempio ci sono state delle misure importanti anche per aprire delle attività sempre nei comuni sotto i 3.000 abitanti con un contributo straordinario della Regione. Il centro d'ascolto sarà vicino ai cittadini di Quartuccio ma anche ai centri come dire, limitrofi da Monserrato, Selargius, Quarto. Quale sarà la visione? Quale vuole essere il tuo modo di essere vicino ai cittadini? Sì, Quartuccio geograficamente si pone al centro dei paesi limitrofi dell'Interland di Cagliari, quindi è vicino anche per Quartus, Selargius, Monserrato, per i cittadini che dovessero venire a rappresentare le loro istanze. Abbiamo anche un quesito impossibile da non fare a un consigliere regionale. Cosa succede da qui al momento delle elezioni? Si parla il 10 marzo, cosa potrà accadere? Avete trovato la quadra nel centrodestra? Sicuramente si partirà dal centrodestra unito. Ora i partiti stanno ragionando sul miglior nome possibile perché possa unire la coalizione e possa rappresentare meglio i problemi dei sardi. Il fatto che nel centro-sinistra si siano dati con la nomina della Todd una sorta di riferimento, ma anche lì i problemi non mancano, come al solito, vi preoccupa o vi stimola? Noi guardiamo in casa nostra, guardiamo ai nostri programmi, guardiamo all'unità della nostra coalizione, il centrodestra unito vince e governa bene come dimostrato anche nel resto delle altre regioni dove governa da più di 20 anni. Il Consiglio regionale deve tener conto di questa area metropolitana allargata, Quartuccio, Monserrato, centri popolosi, lo stesso Quartu e Selargius. In che modo, quale può essere la visione al di là dei partiti di un sardo verso i sardi? Sì, allora qui nell'area metropolitana è concentrata la maggior parte dei cittadini sardi, quindi ricopre un ruolo fondamentale. È chiaro che al centro c'è la città di Cagliari che ha un ruolo fondamentale di coordinamento, di gestione, di erogazione dei servizi, ma intorno si può crescere sia appunto come i paesi come Quartuccio e quant'altro, sia come economia, sia insomma per rigenerare appunto quest'area e renderla centrale nello scacchiere della Sardegna. Bentrovati, siamo a Nora, torniamo in questa località storica perché oggi presentiamo un nuovo format della Fondazione Pula Cultura che si chiama Norace, il futuro nelle mani del passato. E allora andiamo a capire di cosa si tratta con la direttrice Clara Pili. Sì, buongiorno. Questo nuovo format è un progetto, un nuovo progetto che la Fondazione e quindi Nora vogliono portare avanti, che coinvolga sempre scuole e studenti, perché come abbiamo già detto tante volte riteniamo che i bambini, i ragazzi siano il futuro e che Nora si debba presentare ai giovani, alle giovani generazioni in modo che le nuove generazioni possano rendere Nora sempre più grande portandola in giro
giro per l'Italia e per il mondo. Quindi questo format prevede appunto la partecipazione da parte, la visita da parte di archeologi e guide turistiche di Nora che andranno in giro per le scuole della Sardegna. Porteranno un progetto che vedrà i ragazzi e i bambini protagonisti, un gioco che porterà alla conoscenza e al divertimento e al sapere, che vedrà appunto lo svilupparsi e la presentazione di tutti i laboratori che la Fondazione ha in programma per il 2024, i laboratori didattici, e che verranno esposti puntata per puntata con l'aiuto proprio dei bambini e dei ragazzi. Quindi saranno dei giochi molto divertenti che vedranno la partecipazione delle giovani leve e che riserveranno anche molte sorprese. I laboratori che farete qui saranno gli stessi che farete nelle scuole a livello itinerante, ma qui comunque si respira sempre un'aria diversa e quindi l'idea è quella di custodire questa identità dai più piccoli. Beh certo, ci sarà una presentazione che descriverà in breve quello che i bambini poi andranno a vedere nel momento in cui arriveranno a Nora, i bambini e gli insegnanti. Chiaramente la visita, il laboratorio con la visita porteranno a vivere un'esperienza che sarà del tutto diversa e molto più completa quando da febbraio in poi ospiteremo le scuole a Nora. Però questi momenti saranno già una fase di presentazione di questi laboratori e cercheremo già di far entrare tutti i bambini nell'ottica che dalla primavera del 2024 Nora riserverà per loro grandi sorprese. Abbiamo sentito dei piccoli archeologi, possiamo dire così, che oggi in questa fase iniziale hanno detto gli archeologi cercano i tesori. In questo caso il vero tesoro è l'identità di questo luogo. Sì, è un'identità che sta riservando ogni anno delle sorprese sempre maggiori. Questa è una città che riporta alla luce ogni anno, grazie agli archeologi che con le loro missioni delle varie università scoprono dei veri e propri tesori, riportano alla luce un passato che è giusto che le nuove generazioni conoscano, di cui siano consapevoli perché è la nostra identità, l'identità di noi sardi, e che possano poi essere veicoli di promozione di conoscenza a loro volta. E allora non ci resta che accompagnare con le nostre telecamere questo percorso. Ve lo ricordo, Norace, il futuro nelle mani del passato, e nelle prossime settimane vi terremo aggiornati su questo viaggio della Fondazione Pula Cultura. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Su un tema non ci sono dubbi. Nella settimana che è volata via, il centro-sinistra ha rubato la scena agli avversari. Da Alessandra Todde a Renato Soru, che l'ha chiusa con la sua personalissima convention, accompagnato ed applaudito dagli oppositori al metodo Comandini a Teatro d'Olio. Un'osservazione prettamente estetica. Tutto quello che organizza il fondatore e presidente di Tiscali è adunata di popolo, partendo da Cagliari per poi fare tappa a Sassari e Nuoro e confermare nel capoluogo la sua ferma convinzione di andare avanti per la sua strada. Ed ogni suo evento è sempre preceduto da un tam-tam di comunicazioni che puntualmente raggiungono l'obiettivo coreografico che vi raccontiamo da dopo l'estate. Alessandra Todde, la candidata ufficiale della cosiddetta coalizione larga del centro-sinistra, gli oppone la dolcezza del suo sorriso, i baci e gli abbracci dei suoi nuovi compagni di viaggio e 3 buoni motivi per votarla. È la vera novità della politica regionale perché fino a 3 giorni fa in Sardegna era arrivata per importanti appuntamenti istituzionali nel ruolo prima di sottosegretaria del governo Conte e poi come viceministra del premier Draghi. Noi 2 mesi fa avevamo riflettuto su come sarebbe stata orgogliosa dell'ingegnera nuorese, tutto casa e politica grazie ad Eledda, di una concittadina prima possibile governatrice dell'isola. Nella sua personalissima ala di sostenitori di centrosinistra viene definita la donna della provvidenza, sull'altro versante più tradizionalista, con una forte connotazione intellettuale, viene considerata una possibile intrusa, che ha lo stigma pentastellato che molti in quell'area non riescono proprio a digerire. Da ieri sera abbiamo un'altra notizia ufficiale. Il centro-sinistra si presenta alla volata per Villa Devoto del prossimo febbraio con 2 candidati. Da una parte Partito Democratico e 5 Stelle a sostegno di Alessandra Todde e dall'altra i progressisti, i professori o meglio dire gli intellettuali di sinistra e tutto quel mondo isolano che ritiene Renato Soru un capopopolo dei sardi. Emozionata, sono contenta, credo che oggi sia un giorno fondamentale per proseguire con questa coalizione del campo progressista. Io sono orgogliosa di rappresentare questa coalizione, sono orgogliosa che potremo portare avanti un programma per i sardi da sarda, perché questo è importante. Noi da domani mattina saremo fuori per parlare con i sardi e per convincere ogni persona strada per strada che noi siamo l'alternativa migliore al peggior governo che questa regione abbia avuto. Noi dobbiamo ricucire con tutti, noi dobbiamo essere aperti, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo essere dialoganti, perché le destre si battono con la massima compattezza e con la massima unità e credo che potremo essere convincenti. La neocandidata alle elezioni regionali 2024, che nella sua prima conferenza stampa all'indomani dell'investitura da parte della coalizione del Campolargo ha annunciato anche le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Quando ci siamo dati delle regole, le abbiamo rispettate. Io penso sempre che questo tipo di percorsi siano percorsi anche di confronto, a volte anche aspro e duro, ma la porta deve rimanere aperta. Io credo che la parola d'ordine sia inclusione, la parola d'ordine sia noi, la parola d'ordine sia squadra. Il nostro nemico, il nostro avversario è il centrodestra e quindi non possiamo fargli questo tipo di regali, per cui a partire da adesso, a partire già da ieri sera sarà mio compito, ma di tutta la coalizione, cercare di riprenderci e riprendere il nodo con chi non è stato convinto, con chi insomma pensa che ci possano essere delle altre alternative. Non possiamo fare questo regalo al centrodestra. Non ho ancora sentito Renato Soru, l'ho sentito nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, il dialogo non si è mai interrotto.
condotto. Io ho grande rispetto e grande considerazione del suo percorso e delle sue capacità e del suo valore. Credo che la sua casa sia il campo progressista che stiamo cercando di portare avanti, credo che serva il contributo di tutti, non credo che servano io ma serva noi. Un momento storico per la Sardegna, sappiamo come questa giunta ha lasciato, in che condizioni ha lasciato la Sardegna. Sto venendo dal presidio che c'era di fronte al Consiglio regionale per la scuola, per il taglio delle autonomie scolastiche. Ecco, dobbiamo ricominciare e ripartire da uno sfascio. La Sardegna di Alessandra Toddi è una Sardegna coesa, una Sardegna che guarda al futuro, è una Sardegna che smette di rivendicare, che smette di lamentarsi, ma che comincia a prendersi forza per farsi le cose. Credo che sia importante in questo momento che veramente tutto il popolo sardo capisca che noi abbiamo le risorse per poterci riprendere la nostra casa, per poterci riprendere i nostri progetti e per poter pensare per le prossime generazioni. Io non mi capacito del fatto che non possiamo avere un'isola che è pronta per le prossime generazioni. Non lo posso dire io se è la migliore o non è la migliore, ma non lo può dire un tavolo romano, non lo può dire la necessità degli equilibri romani, lo deve dire il popolo sardo, gli elettori sardi. Si presenti, si confronti, si faccia scegliere e allora sarà la migliore e io sarò al suo fianco ad aiutarla gratuitamente. È iniziata la rivoluzione gentile dell'ex presidente della regione Sardegna Renato Soru in vista delle prossime elezioni regionali. La mia candidatura è in campo ormai da diversi mesi ed è in campo per chi la vorrà accogliere. Sono già tanti, eccetera. È in campo per chi la vorrà accogliere e come ho detto non penso che sia l'unica candidatura possibile, ci sono anche altre persone, altri sindaci bravi, autorevoli che hanno dato la disponibilità. L'unica cosa che non può esistere sono le imposizioni e la negazione del confronto, la negazione di una scelta democratica. Questo non può esistere. Noi dobbiamo difendere la nostra autonomia. Si figuri se possiamo iniziare un periodo di ripartenza subendo un attacco alla nostra autonomia così grave, così sciocco, così sbagliato, che ci fa ripensare ai vecchi colonialismi del secolo passato. Noi non possiamo pensare alla nostra Sardegna con delle scelte calate dall'alto, con delle scelte imposte sulla base di ragionamenti nazionali, che possono essere utilissimi per gli equilibri nazionali, ma il nostro orizzonte politico oggi è qui, è il bene della Sardegna, è il futuro della Sardegna e da questo non si può prescindere. Siamo in tanti. Spiegheremo qual è il senso, il significato della nostra azione che stiamo facendo. Ha ricevuto una telefonata da Alessandra Todde? No, non ho ricevuto nessuna telefonata, sono dei mesi che non ci sentiamo e così come non ricevo nessuna telefonata da parte del dirigenti del Partito Democratico. Però ci tengo a dire che noi rimaniamo aperti fino all'ultimo istante al confronto. Fino all'ultimo minuto noi siamo aperti a confrontarci sul progetto, sulle cose da fare, sul programma e sulla modalità di scelta del chi dovrà guidare e garantire questo programma, sulla modalità di scelta che sia trasparente, democratica e non imposta da nessuno e tantomeno non imposta da Roma. Che non è un momento di sostituire un'amministrazione di destra con un'amministrazione ordinaria di centrosinistra. Non è nemmeno il momento di pensare a un cambiamento ordinario come sempre ci si promette in campagna elettorale. Vorrei provare a chiarire, vorrei che ci chiarissimo tutti noi il momento storico in cui ci troviamo. La nostra autonomia è attaccata dallo Stato, dalle altre regioni, col decreto Calderoli di cui conoscete. È attaccata alla nostra autonomia, proprio nel momento in cui invece questa autonomia andrebbe rafforzata, andrebbero rinegoziati i nostri poteri, ad esempio in tema di trasporti, in tema di gestione dell'energia, in tema di scuola, tanti temi che sono diventati fondamentali e per il quale invece il nostro statuto del 48 è in ritardo. L'unica riforma importante che lo Statuto ha avuto in questi 70 anni è la riscrittura dell'articolo 8 che ci ha garantito le entrate, che di fatto ha garantito in questi ultimi 15 anni il proseguo dell'amministrazione regionale e anche il fatto che la Regione in questo momento abbia quasi 3 miliardi di euro in cassa, vuol dire che ci sono le risorse
manca la capacità di spenderle. Quindi rinegoziare il nostro patto con lo Stato, difendere l'autonomia, rafforzarla con i nuovi poteri, affrontare quello che non abbiamo ancora mai affrontato, la legge statutaria, cioè la regola fondamentale che la Regione si dà e che approva da sola, la forma di governo, la legge elettorale, il conflitto di interessi, i poteri della Giunta, del Consiglio, la forma di organizzazione del governo della Regione. Perché? Noi siamo fermi a 1977 che disegna un'amministrazione regionale secondo un modello ministeriale degli anni 60. Il mondo è cambiato, anche l'amministrazione dello Stato è totalmente cambiata. Noi siamo fermi al 1977, abbiamo bisogno di cambiare se vogliamo avere un'amministrazione capace di dare le risposte che i cittadini si aspettano e anche capace di quella sfida a cui ci chiamano le grandi risorse disponibili. Abbiamo da rivedere quindi l'organizzazione della Regione, l'organizzazione del personale della Regione, abbiamo da rivedere, approvare finalmente una legge per la scuola. Dal 2000 con la riforma del titolo V abbiamo anche una capacità con potere concorrente in materia scolastica, ma ce ne siamo scordati. Nel 2007-2008 si stava approvando la legge, non si è fatto a tempo a farla, ma sono passati altri 15 anni. Questa legge, noi ci lamentiamo se chiude una scuola, se chiude un'autonomia scolastica, ci lamentiamo delle materie di insegnamento, ci lamentiamo di tante cose, ma la Regione oggi non ha una legge sulla base del quale può confrontarsi lealmente con l'amministrazione dello Stato e definire cosa deve essere, cosa può essere, come migliorare la situazione della scuola di oggi. Insomma, c'è da trasformarla questa Regione. Per questo dico, c'è da fare una rivoluzione gentile, una rivoluzione fatta gentilmente, senza violenza, col confronto, con la partecipazione di tutti, ma in maniera decisa, in maniera radicale, vorrei dire. Noi siamo progressisti da prima che andasse di moda il termine e siamo dei precursori dell'idea di allargare la coalizione. Il problema reale è che il campo largo di luglio non è più largo e non è nemmeno un campo, perché quando si è pensata anche a quella parola si pensava a momenti democratici di confronto che invece non ci sono stati, se non al chiuso delle stanze ristretti agli addetti ai lavori e alle segreterie politiche. Non bisogna aver paura della partecipazione. Per il resto speriamo che si possa ricomporre un campo di alternativa all'attuale giunta regionale e per questo lavoriamo. Moderati, una sigla, un partito nazionale che per la prima volta si presenta in Sardegna e ha scelto lei, Marcella Soggiu, per rappresentarlo. Cosa pensa di portare di nuovo? Noi Moderati si presenta, come detto, per la prima volta. Ci presentiamo con una voce completamente nuova, che è quella del territorio. Concetto che Noi Moderati ha fortemente voluto anche al Congresso nazionale, che ha chiesto proprio questo, un'esigenza voluta dai cittadini che si sentono scollegati da questo mondo. Quindi la stessa base di questo partito in Sardegna è formata da artigiani, da commercianti, da agricoltori, da pescatori, da persone che conoscono il fine mese, sanno quali sono le problematiche e saranno un supporto e la ricchezza di questo partito. Come pensa di poter intervenire se intanto fate parte del centrodestra, quindi della grande coalizione di centrodestra? La bacchetta magica, come abbiamo detto fuori onda, non ce l'ha nessuno, però impegnarsi può portare dei risultati. Dietro tutto questo c'è un sano entusiasmo, la voglia di creare e la voglia di fare. E ognuno di noi sta mettendo a disposizione la sua esperienza, le sue capacità con grandi sacrifici, perché ognuno di noi ha un lavoro. Non parliamo di una base formata da politici, ma fondamentalmente da persone che effettivamente si stanno mettendo in gioco con grande sacrificio per risolvere i tanti problemi che abbiamo.
a partire dalla a volte sottovalutata quotidianità delle persone che tutti i giorni devono combattere con problemi legati alla sanità, con il posto di lavoro, con i trasporti, con le infrastrutture e oggi più di ieri con la sanità, visto che non abbiamo più neanche una guardia medica. Si avvicina sempre di più la data in cui i sardi saranno chiamati a esprimere le loro preferenze. In ballo la guida della regione, consolinasi in scadenza di mandato, ma anche in cerca di una riconferma nella carica di presidente. Due gli schieramenti che si fronteggiano, il campo largo della sinistra, che perde qualche pezzo, e il grande centro, che proprio in questi giorni registra una new entry, rappresentata dal partito Noi Moderati di Lupi. Fra pochi mesi la Sardegna tornerà al voto per l'elezione del suo presidente e del Consiglio regionale. Il centrodestra punta a una riconferma di una maggioranza che ha governato bene in tempi difficili. Il partito di Maurizio Lupi, Noi Moderati, vuole partecipare con convinzione a una vittoria del centrodestra e a un bilanciamento con un rafforzamento del centro e dei moderati. Il partito dei moderati qui è rappresentato ottimamente da Marcella Soggiu, che è stata assessore ad Oristano e intende contribuire a creare una forza politica che abbia la moderazione, la saggezza, il buonsenso, la voglia di fare, la lealtà con gli elettori. L'impegno è quello che può dare quel qualcosa in più per cui uno con la sua esperienza, ecco, soprattutto la sua esperienza vissuta da figlia di commercianti, commerciante, sorella di commercianti, quindi una vita a contatto con quelle che sono le problematiche, le esigenze e le difficoltà di tutti i giorni. Una vita di commerciante impegnata sempre per quanto riguarda i miei colleghi e le attività, perché comunque tanti anni sono stata presente in Confcommercio, Camera di Commercio, INPS. L'ultimo incarico che ho avuto è stato purtroppo dopo il Covid, con le partite IVA che erano in grossissime difficoltà, con tanti discorsi e con tante realtà, perché tanti negozi hanno chiuso e molto spesso quando si parla e quando si danno questi dati si parla di statistiche. Dietro ogni attività chiusa c'è una famiglia, ci sono problemi sociali ed economici. Non possiamo più restare a guardare e noi crediamo con la nostra esperienza e con la nostra voglia, perché c'è una grande voglia di giustizia, di poter portare avanti questo mettendoci proprio in gioco in prima persona. E la cosa che è più importante, c'è nella vostra coalizione, ci sono delle sigle, tanti nomi, tanti personaggi importanti che comunque con la politica hanno avuto a che fare. Lei è un po', diciamo così, una commerciante prestata alla politica per il suo trascorso come assessore comunale alle problematiche, proprio al commercio, quindi questa sua esperienza potrebbe essere utile. Io credo che siano tutte componenti importanti, ci sono partiti che sono formati più da amministratori, da politici, da sindaci, noi ci presentiamo come quella che noi riteniamo una ricchezza per qualsiasi partito. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo e Telesardegna. Oggi, questa sera, vogliamo presentarvi una novità nel campo automobilistico qui a Cagliari. Ci troviamo presso l'Autovam e abbiamo la fortuna di poter vedere un'auto storica, un'icona americana ma internazionale, la nuova Ford Bronco, che ci porterà a scoprire questo mondo non solo dell'America ma anche dell'internazionalità, vero signor Bibelli? Certo, abbiamo portato questa che, come la Mustang che è dietro, è una macchina che negli Stati Uniti è cresciuta notevolmente, adesso l'hanno appena presentata e gli ordini vanno per tutto il 2024, hanno fatto i sold out perché non si trovano, a noi ne arriveranno 6 con colorazioni diverse. Questa è una colorazione che è unica perché quindi non c'è nel mercato, non c'è nel mercato europeo. La macchina è un 2.7 biturbo, ha 335 cavalli, cambio 10 marce, si può scomporre la cappotta, poi c'è un piano di carico nel posteriore che sopporta 180 kg, si può abbinare una tenda se uno si vuole fare anche un campeggio, è un prodotto tipicamente americano. Sì. Una scelta importante su un mercato, quello dell'automobile, che è sempre sensibile alle oscillazioni nazionali e internazionali. La presentazione di oggi è comunque una prova da parte vostra di voler stare sulla novità. Insomma, abbastanza coraggiosa, perché non è che è un prodotto che vada, chiaramente va a una clientela particolare, però per noi è una nuova sfida. Anche quando ci avevano dato la Mustang pensavamo di venderne pochissime e poi ne abbiamo venduto. Quindi questa potrebbe essere una nuova sfida. Sarà la prima di tante novità che Ford ha intenzione di inviarci nel 2024. Iniziamo col Bronco, poi proseguiremo con la nuova Kuga, il restyling della Kuga nel mese di marzo. E poi seguirà la nuova Explorer, che sarà un SUV completamente elettrico, e poi successivamente ci sarà il restyling di Puma e molto probabilmente la Puma. Anzi, permettetemi di fare una correzione, la prima che arriverà sarà il Courier. Il Courier sarà un multispazio che andrà a sostituire il segmento che prima era occupato dall'EcoSport e che verrà presentato adesso a breve, speriamo a gennaio, con le versioni che sono adesso in questo momento in transito e che stanno arrivando. Quindi un'icona come il Bronco, che ha sempre avuto un grande mercato americano per il country ma soprattutto per il fuoristrada, ma anche in Italia c'è questo segmento importante. Sì, diciamo che per noi è una novità, però diciamo che siamo curiosi anche noi di vedere come il Bronco possa essere appetibile nel mercato, anche perché è una macchina che ha un'impronta importante sia come dimensioni, come motorizzazioni, anche come prezzo. Però vedremo, siamo curiosi, siamo entusiasti del mezzo, anche perché fino a poco tempo fa lo vedevamo solo su internet, solo in America e non in Italia. Anche nei film e anche in qualche cartone animato importante. Esattamente, proprio così. Adesso aspettiamo le altre versioni che arriveranno, perché per completare la gamma e per avere comunque la possibilità di capire realmente come possa essere sul mercato una macchina di questa tipologia. Le previsioni sono sempre un po' difficili da fare, però con queste sfide si possono accettare anche nuovi numeri.
Sì, diciamo che nonostante il mercato dell'auto sia in contrazione ormai da qualche anno nel post-Covid, siamo comunque ancora market leader e import leader nel segmento nelle immatricolazioni. La cosa che ci lascia molto ottimisti è il fatto che comunque Ford sta investendo, ci darà prodotti nuovi su quali lavorare e probabilmente riusciremo a continuare ad essere competitivi dal punto di vista del mercato. E allora non ci resta che lasciare la nuova Ford Bronco a tutti gli ospiti che sono arrivati qui in concessionaria a vederla, e se volete farlo anche voi vi potete avvicinare qui. Do la linea alla regia con le immagini del nostro Antonio Carta, restate con noi. Back in the hills for some Carolina clear. Guess I must have took it just a little too far. It burned going down till I couldn't get up. Came down the mountain feeling empty as the jar. Hey, the way it's going, I'm a goner. I won't live living like this too much longer. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente. E anche stasera siamo in chiusura di trasmissione. Apriamo questa settimana una pagina della medicina molto speciale. Parliamo di ipnosi e lo facciamo con chi segue questa branca importante, nuovissima, difficilissima, da tantissimi anni, da più di 10 anni. Danilo Sirigu, radiologo, come inizia l'esperienza con l'ipnosi?
non riuscivo a spiegare come determinate patologie, fondamentalmente sovrapponibili e quindi con delle prognosi molto ben dettagliate, che avessero delle prognosi differenti, nonostante noi ci aspettiamo che siano delle prognosi ripetibili. E allora che cosa succedeva? Succedeva che non riuscivo a capire come mai determinate patologie potessero avere delle prognosi diverse a seconda della personalità del paziente. E quindi dovevamo lavorare fondamentalmente nel capire come il paziente accoglie la sua patologia, la sua malattia, perché la patologia è sempre un'esperienza esistenziale, non è fatta soltanto di organi che si ammalano, ma è l'organismo, la persona, come vive quella patologia e come riesce a integrare nella sua esperienza di vita. E allora mi sono fatto l'idea che dovevamo certamente lavorare anche sull'aspetto psicologico, comportamentale, personologico dei pazienti. E l'unica maniera per cercare di capire quale fosse l'atteggiamento mentale, psichico del paziente rispetto alla sua patologia, potevamo in qualche maniera studiarla e quindi modificarla attraverso l'ipnosi, perché l'ipnosi è uno stato di coscienza fisiologico ma differente dal normale stato di veglia che tutti quanti noi abbiamo. Stiamo parlando di patologie importanti. Io come radiologo, come ecografista seguo molto pazienti oncologici e quindi molte volte non riuscivo a capire come mai determinate patologie anche oncologiche di questo tipo potessero avere una prognosi diversa, a volte più breve rispetto a quello che ci potevamo aspettare, altre volte invece molto differente. E quindi mi sono avvicinato a questa branca, allo studio dell'ipnosi, associandola però anche a un'altra branca scientifica che è la psiconeuroendocrino-immunologia, che è una branca scientifica che spiega effettivamente qual è la correlazione e l'interdipendenza tra la sfera psichica, mentale, comportamentale e quella biologica. Quindi lei è un medico ipnologo. Sì. Come ci si avvicina a questo tipo di esperienza? Chi sono i maestri? Ma i maestri sono ovviamente tutte le persone nel campo della psicoterapia, nel campo della medicina che si occupano di questa branca, è una branca scientifica importante. Ci sono diverse scuole molto importanti in Italia, alcune orientate esclusivamente nel campo della psicoterapia, altre invece, come la scuola che io rappresento, l'Istituto Franco Granone o il Centro Italiano di Ipnosi Clinico Sperimentale che ha sede a Torino, che è in grado di preparare persone, medici, specialisti, non solo nel campo della psicologia, della psicoterapia, ma anche nel campo della medicina. E a questo punto il cronista vuol sapere di più. Come si arriva e si raggiunge lo stato di ipnosi? Che metodologia utilizza per il suo lavoro? Ci sono diverse tecniche. Intanto c'è da dire che bisogna sempre conoscere la persona e quindi bisogna avere un rapporto di fiducia, di relazione col paziente. Senza la relazione tu puoi essere il più bravo ipnotista ma non arrivi a nessun risultato. Quindi la prima fase è conoscere il paziente, mettersi in relazione, conquistare la sua fiducia e dopodiché si può realizzare quello che è proprio l'elemento fondamentale dell'ipnosi, quindi uno stato di coscienza modificato. Poi le tecniche sono diverse, ci sono delle tecniche classiche, le tecniche della scuola ericksoniana, e poi ognuno di noi ovviamente le personalizza. Io per esempio personalizzo il setting di ipnosi utilizzando anche la musica, quindi abbiamo realizzato degli strumenti particolari che ci permettono di ascoltare in cuffie delle musiche. Le musiche sono originali, sono composte da me insieme al maestro Felice Cassinelli, che è un musicista che collabora da sempre con me nella realizzazione di questi tipi di musiche. Sono musiche quindi originali e suonate con delle frequenze diverse da quelle che si usano normalmente. Chi si occupa di musica sa che la corista, il La del diapason, vibra a 440 Hz, noi invece utilizziamo una musica che ha la corista sintonizzato a 432 Hz. Questo permette di realizzare delle musiche con molte armoniche e subarmoniche, quindi sono delle musiche molto, molto delicate, che già di per sé stesse condizionano e realizzano in chi le ascolta una situazione di grande comodità, di grande tranquillità. E dopodiché si utilizza ovviamente
il tono della voce e i contenuti ovviamente delle parole, che ovviamente vanno sempre personalizzati a seconda delle caratteristiche del paziente. Ultimissima cosa, la fase di uscita. La fase di uscita è molto delicata, deve rispettare appunto ciò che il paziente ha realizzato durante il setting. Si dà il tempo al paziente di riorientarsi verso la realtà che lo accoglie, con la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza veramente particolare e unica ed esclusiva. Esattamente un anno fa, novembre del 2022, lei ha lavorato con un paziente, quindi in stato di ipnosi, che ha subito il trapianto di fegato. Di questa operazione si è parlato in campo nazionale. Sì, è vero, abbiamo utilizzato la possibilità di inserire in un percorso ovviamente strutturato in diverse fasi l'ipnosi nel campo della chirurgia maggiore, nel campo proprio dell'anestesiologia, e quindi in collaborazione con i colleghi chirurghi di dottor Zamboni, quindi del centro di trapianti di fegato, e in collaborazione specialmente con gli anestesisti, abbiamo realizzato una interconnessione tra la possibilità di portare il paziente in sala operatoria, indurlo in ipnosi e poi effettuare un'anestesia generale, classica ovviamente, che però è stato importante dimostrare che si è potuto utilizzare una quantità di farmaci significativamente inferiore rispetto a quello che sarebbe utilizzata nelle condizioni normali. Quindi abbiamo utilizzato l'ipnosi come preparazione all'anestesia generale, che è stata sicuramente più agevole e anche dal punto di vista della somministrazione di farmaci. Nei giorni scorsi c'è stato un corso di formazione all'ipnosi medica. Sì, l'Ordine dei Medici ci permette effettivamente di divulgare questa esperienza e questo metodo. Abbiamo fatto un convegno proprio sull'utilizzo dell'ipnosi nelle varie branche della medicina e anche della psicoterapia. È stato organizzato da un altro collega, medico-ipnologo Nicola Pirastu, e un ginecologo che utilizza continuativamente appunto in maniera molto efficace l'ipnosi nel suo ambito, e abbiamo focalizzato l'attenzione sull'aspetto proprio dell'ipnosi come possibilità analgesica, anestesiologica anche, e quindi io ho parlato della mia esperienza nel campo dell'ipnosi nelle varie branche del nostro ospedale, l'ospedale Brozzu, che da diversi anni promuove una sperimentazione avvalorata ovviamente anche dal comitato etico sull'utilizzo dell'ipnosi nelle procedure interventistiche che hanno bisogno appunto da una parte di ridurre le alterazioni emotive come l'ansia che ovviamente accompagnano queste procedure interventistiche, e poi l'innovazione è quella anche di utilizzare l'ipnosi associata all'ecografia nel trattamento integrato di molte patologie internistiche. Siamo alle battute finali, dottor Sirigu. Nel corso della nostra chiacchierata abbiamo inquadrato il manifesto di un convegno partecipatissimo realizzato nel corso del 2023. C'è grande attenzione per il vostro lavoro. Sì, c'è molta attenzione perché effettivamente entriamo nella branca delle neuroscienze che spiegano effettivamente il rapporto tra stato di coscienza e stato di salute o di malattia del paziente, e quindi sono interessate figure professionali e culture molto differenti. Io lavoro insieme per esempio al professor Silvano Tagliagambe, che è un filosofo della scienza, insieme al professor Biggio, che è un neurofarmacologo, e quindi c'è questa necessità di integrare competenze per arrivare a capire l'uomo nella sua interezza, e quindi capire anche la malattia come un evento esistenziale di una persona. Non sono organi che si ammalano, ma sono persone che vivono in pienezza proprio l'esperienza della malattia.
Conforama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.